Protocollo d'intesa al Comune di Agrigento per i lavori socialmente utili dei detenuti. Caso Brusca, Maria Falcone sollecita la firma sull'ergastolo ostativo, ovvero senza benefici per condanne di mafia. Razza torna a dirigere l'assessorato regionale alla salute, da oggi al via con l'ultimo step delle vaccinazioni, può prenotarsi chi ha tra i 16 e i 39 anni. Ieri tradizionale cerimonia a Villa Bonfiglia d'Agrigento per la festa della Repubblica. 29enne muore in un incidente stradale, arrestati i 3 indagati per l'omicidio del 26enne ucciso alla Vucciria, atti osceni alla fermata dell'autobus di Agrigento, sequestrati 750 kg di tonno a Sciacca. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. I detenuti in affidamento, in prova o ai servizi sociali faranno dei lavori di pubblica utilità anche per il Comune di Agrigento. Il Palazzo di Città ha infatti firmato un protocollo d'intesa per l'integrazione di persone che stanno scontando pene esterne al carcere. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Firmato oggi un protocollo d'intesa tra l'UEPE, Ufficio Esecuzione Penale Esterna, e il Comune di Agrigento, grazie alla quale partiranno in piena sinergia istituzionale i progetti di pubblica utilità e di inclusione sociale. Il protocollo sigla un accordo che sancisce appunto una stretta collaborazione tra l'istituzione pubblica che è istituzionalmente demandata alla gestione di tutta l'esecuzione penale esterna e l'ente locale, in questo caso appunto rappresentato dal Comune, nella compartecipazione alla gestione di queste misure. È un momento molto importante per la comunità proprio perché segna l'avvio di questa stretta collaborazione e anche la possibilità che questi soggetti possano fare una forma di restituzione, restituiscano alla collettività, anche se in maniera ovviamente parziale, il danno che hanno cagionato. Ovviamente si sta parlando di soggetti che non hanno una condanna o reati efferati, ma reati di piccole entità, sono tutti soggetti che possono essere sottoposti alle sanzioni sostitutive della messa alla prova, quindi di una sospensione del procedimento penale in attesa appunto dell'esito positivo o negativo della sanzione. E appunto significa anche un deflazionamento anche del sistema giudiziario per quanto riguarda numericamente i processi che vengono praticamente svolti con una lungaggine burocratica non indifferente e anche una deflazione per quanto riguarda il sovraffollamento degli istituti penitenziari. Vabbè, i benefici poi nel dettaglio li spiegherà il mio assessore Marco Bullo. Naturalmente è un passaggio importante poter finalmente utilizzare questi soggetti che sono in attesa di processo per essere impiegati quindi in dei lavori socialmente utili. Si parla di verde pubblico, si parla anche di ufficio tecnico, si parla anche di segnaletica. Io penso che una riabilitazione questi soggetti prima ancora di un eventuale processo è importante proprio perché si vuole naturalmente evitare che questi soggetti vengano in un certo modo sottoposti al processo, scusate il gioco di parole, ma principalmente anche per incominciare a insegnare alla nostra città e poter avere più personale che possa essere utilizzato proprio per le esigenze cittadine. Sostanzialmente questo è il frutto della sinergia dell'assessorato ai servizi sociali, dell'assessorato alle pari opportunità e con l'UEPE, con cui subito abbiamo trovato un'intesa nell'arrivare all'obiettivo. L'obiettivo di che cosa? Quello di recuperare attraverso azioni di pubblica utilità i soggetti o le persone, a me mi piace chiamarle persone, che possano attraverso il loro recupero donare alla città che cosa? Servizi. È un'importante opportunità che il Comune di Agrigento ha, è un'importante opportunità per la città, ma credo soprattutto che l'obiettivo principale sia l'opportunità che noi diamo a queste persone di arrivare qui al Comune di Agrigento, offrire il proprio servizio e come dire, rinascere da quell'errore che è stato commesso. Quindi è una bellezza oggi rappresentare, fare
questo protocollo d'intesa, perché vuol dire che andiamo avanti verso quella direzione di opportunità, che è quello che ci siamo detti in passato, cioè nessuno deve rimanere solo, nessuno deve rimanere indietro. Questo fa parte di questo contesto e quindi siamo grati all'UEPE, alla sua direttrice, perché ci dà oggi, attraverso questa sinergia, l'opportunità di restituire dignità a queste persone, ma soprattutto di offrire un servizio utile per la città. Questo protocollo d'intesa è importante, finalmente arriva questa giornata che proprio lo sigla, dopo una serie di confronti e di incontri in sinergia con l'assessore alle politiche sociali Marco Bullo e con la dottoressa Miraglia, direttrice dell'UEPE. È importante perché c'è stato un lavoro di squadra che tende a mettere in risalto quello che è l'articolo 27 della Costituzione del comma 3. Le pene, i trattamenti devono essere sempre mai contro l'umanità e devono tendere tutti alla rieducazione. In questo caso ci occupiamo di esecuzioni esterne, quindi di persone che compiono piccoli reati, svariati e piccoli, hanno una pena condizionale sospesa, quindi anziché scontare la pena svolgono dei lavori socialmente utili. Quindi questo può essere per il Comune una cosa molto importante, perché possono dare l'immagine di coloro che si occupano di determinati settori, che verranno i lavori programmati in base alle competenze di queste persone. Può essere il decoro urbano, può essere la segnaletica stradale, questo poi verrà visto in base ai soggetti che devono scontare questa pena attraverso i lavori socialmente utili. Caso Brusca, Maria Falcone, la sorella del magistrato ucciso nel 1992, ha invitato il Parlamento a legiferare sulla riforma dell'ergastolo senza benefici per condanne di mafia e afferma: nessuno può essere più addolorato e indignato di noi davanti alla scarcerazione di uno degli individui peggiori che la storia del paese abbia conosciuto. Vediamo. Ho riflettuto e ho deciso di accettare di rilasciare questa intervista. Non so dove mi porta, cosa succederà, spero solo di essere capito. Ho causato tanto dolore, chiedo scusa. Queste alcune delle parole del 64enne Giovanni Brusca, il killer fidato di Totò Riina. Un curriculum criminale spaventoso, quello dello Scanna Cristiani o Uverru, ovvero il porco come veniva indicato in quel suo pianeta mafioso. Ritengo che sia arrivato il momento di metterci la faccia, anche mi dispiace di non poterlo fare per motivi di sicurezza. Ma è nello spirito e nell'anima di farlo e di fare con me stesso e grazie a questa opportunità di poter chiedere scusa, perdono a tutti i familiari delle vittime a cui ho creato tanto dolore e tanto dispiacere. Colui che sciolse nell'acido il piccolo Giuseppe Di Matteo e, come egli stesso dichiarò, anticipò il passaggio a miglior vita, tra virgolette, macchiandosi del sangue di almeno 150 esseri umani. Ho cercato di dare il mio contributo il più possibile e dare un minimo di spiegazione ai tanti che cercano verità e giustizia. Per lo Stato Brusca ha pagato il conto con la legge degli uomini, con la giustizia. Il San Giuseppese, sul tavolo delle trattative stipulato secondo dettati di legge, ha permesso alla nazione di sapere, di conoscere, ma sarà il tempo a dirci se fu tutta la verità o parte di quella detta di convenienza. E chiedo scusa principalmente a mio figlio e a mia moglie, che per causa mia hanno sofferto e stanno pagando anche indirettamente quelle che sono state le mie scelte di vita, prima da mafioso e poi da collaboratore di giustizia, perché purtroppo nel nostro paese chi collabora con la giustizia viene sempre denigrato, viene sempre disprezzato, quando invece credo che sia una scelta di vita importantissima, morale, giudiziaria, ma soprattutto umana. Dopo Brusca sarebbero pronti a lasciare le patrie galere altri 6 boss, vedi Luca Bagarella, i casalesi Schiavone e Bitognetti, il calabrese Strangio e addirittura i fratelli Graviano. Io chiamo Cosa Nostra una catena di morte, una fabbrica di morte, né più e né meno. L'ho sempre chiamata, quando mi è capitato nei vari processi, un'agonia continua. Ma gli fruttò soprattutto il poter beneficiare a 64 anni di respirare il fresco profumo della libertà.
mentre nell'altra metà del rettangolo di gioco ci sono infiniti occhi che ancora grondano di lacrime, di dolore, di rabbia e rivendicano giustizia. Auto precipita dal viadotto, 29enne muore nel messinese a Patti. Marica Butto, 29 anni, stava tornando a casa dopo il lavoro. Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, la donna ha perso il controllo della Lancia Y che è andata a sbattere contro il guardrail, volando poi nel viadotto sottostante. Per lei non c'è stato nulla da fare. La 29enne lavorava in un bar-ristorante di Patti. Omicidio-suicidio a Santo Stefano di Camastra, madre e figlia impiccate. L'autopsia conferma il decesso per asfissia. Oggi il giorno dei funerali. C'è il servizio. Si è concluso l'esame autoptico sulle salme di Mariolina Nigrelli, 40 anni, e la figlia Alessandra di 14 anni, trovate morte nel tardo pomeriggio di sabato scorso nella loro casa di campagna alla periferia di Santo Stefano di Camastra. Le due donne sono state trovate impiccate in un casolare di campagna in contrada Falcò, a pochi chilometri dal centro cittadino. Il medico legale incaricato dalla procura di Patti, la dottoressa Patrizia Natoli, avrebbe confermato il decesso per asfissia conseguente all'impiccagione. I corpi non presentavano lesività esterne, ha dichiarato la dottoressa Napoli, dopo aver concluso l'esame al Policlinico di Messina, dove le salme sono state custodite in questi giorni. Adesso si dovranno attendere gli esami tossicologici disposti dalla procura di Patti, che sta coordinando l'indagine per sapere se la 14enne Alessandra sia stata sedata, un'ipotesi emersa in seguito alla pista più accreditata dagli inquirenti, quella dell'omicidio-suicidio. Intanto sono stati predisposti per la giornata di oggi, alle 15:30, i funerali delle due donne. Le esequie saranno celebrate nella chiesa madre a Santo Stefano di Camastra. L'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino. Sono 3 gli indagati per l'omicidio di Emanuele Burgio, 26 anni, freddato a colpi di arma da fuoco nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 maggio alla Vucciria. Si tratta di Domenico Romano, del figlio Giovan Battista, del fratello Matteo. Il procuratore aggiunto Salvatore De Luca ha disposto il fermo dei 3 indagati per concorso in omicidio. Il delitto è stato integralmente ripreso da una telecamera di sorveglianza ed è proprio grazie a questo filmato e a tutte le immagini registrate in vari punti del centro storico che gli investigatori della squadra mobile guidata da Rodolfo Ruperti sono riusciti a risalire ai 3 fermati in poco più di 24 ore. Alla Vucciria, nonostante al momento della sparatoria vi fossero dei testimoni, tutti hanno preferito tenere la bocca cucita. Secondo gli indagati si tratta di omicidio premeditato e aggravato dai futili motivi. I Romano sarebbero andati con l'intenzione di uccidere Burgio, forse dopo una lite nei giorni precedenti con la vittima per un incidente stradale. Per questo nella notte di domenica i 3 parenti si sarebbero presentati a bordo di uno scooter alla Vucciria per regolare il conto in sospeso. Uno dei punti oscuri nel caso riguardante la scomparsa di Denise Pipitone è quello che concerne la posizione di Jessica Pulizzi. La donna, figlia di Anna Corona e Pietro Pulizzi, è stata la principale sospettata nelle fasi indiziali delle indagini, venendo poi assolta in 3 gradi di giudizio. In molti hanno parlato apertamente dell'odio che la ragazza provava verso Piera Maggio, colpevole di aver distrutto la sua famiglia a causa della relazione che aveva con il padre della ragazza. Adesso l'ex fidanzato di Jessica Pulizzi, nel corso dell'ultima puntata di Chi l'ha visto, ha provato a ricostruire un'intercettazione particolare. I dettagli nel servizio. Andatevene, pezzi di merda, bastardi, schifosi, siete solo dei pezzi di merda, via da qui! Ha urlato così un uomo all'indirizzo delle truppe di Chi l'ha visto, costretto a scappare per evitare conseguenze più serie. Ma non è stato l'unico episodio di minacce documentato dalle telecamere della trasmissione successivamente mandato in onda durante l'ultima puntata della stagione del programma di Federica Sciarelli, quando la giornalista si è recata sotto casa di Anna Corona, ex moglie del padre naturale di Denise Pipitone. Un uomo è uscito da un portone e l'ha minacciata. Vi stiamo guardando perché prima o dopo farete una brutta fine. A Mazara del Vallo si respira un clima di fortissima tensione, ma sono fortunatamente pochi gli episodi come questi.
La maggior parte degli abitanti partecipa alla ricerca di Denise, oggi più che mai. Ma c'è un punto venuto alla luce nell'ultima puntata di Chi l'ha visto, il programma ad emittenza nazionale in onda su Rai 3 condotto per l'appunto dalla Sciarelli. Una nota dolente che scoperchia vecchie e sempre taciute storie in ordine ai Corona, protetti ma temuti a Mazara del Vallo, e non solo. Claudio Corona, fratello di Anna, secondo un testimone anonimo, avrebbe gestito importanti traffici di droga per un gruppo criminale. Era il 20 marzo del 2012 quando venivano tratte in arresto 6 persone tra Castelvetrano Patria di Messina Denaro e Mazara. Eroina, cocaina, hashish, lo stupefacente, secondo quelle indagini, veniva acquistato nel capoluogo per essere poi rivenduto nel trapanese. La base dell'organizzazione era proprio in un bar di Mazara del Vallo. Tra i fermati figurava Claudio Corona, zio di Jessica Polizzi, all'epoca imputata del sequestro della piccola Denise. L'operazione fu denominata Tono Bianco perché così i fermati si riferivano alla cocaina nelle conversazioni intercettate dalla polizia. Nel corso delle stesse indagini, poco tempo prima, erano già stati arrestati Fabrizio Messina Denaro, 45 anni, e John Anthony Farrugia, autotrasportatore di Malta, 37 anni, intercettato nel porto di Palermo con un carico di hashish nascosto nel suo tir. La pena concordata all'epoca per Claudio Corona fu 3 anni di reclusione e 14.000 euro di multa. Ecco le parole del collaboratore di giustizia, rimasto però anonimo, alle telecamere del programma. Ho lavorato con la famiglia Corona. Se qualcuno a Mazara volesse parlare, sanno tutti dei suoi traffici di stupefacenti, frequentazione con personaggi malavitosi. A questi incontri c'ero anche io. In un vecchio casolare si incontravano personaggi tipo Fabrizio, Messina Denaro, Vito Gondola, nomi di un certo calibro vicini ad organizzazioni mafiose importanti. C'erano mitra, pistole, varie armi da taglio. In quel casolare, in quegli incontri a Mazara, hanno tutti paura di parlare, si proteggono a vicenda. Il testimone racconta poi di coperture e amicizie, persino di una nota famiglia alcamese. Ma c'è un punto però che occorre tenere bene in mente, ed è quello che l'avvocato Giacomo Frazzita ribadisce. Da giorni noi non stiamo cercando il colpevole, noi a distanza di 17 anni stiamo cercando Denise Pipitone. Festa della Repubblica, ieri cerimonia anche ad Agrigento. Arturo Cantella. Anche ad Agrigento si sono svolte le celebrazioni del 75° anniversario della Repubblica, coordinate dalla Prefettura in collaborazione con il Comune e il Comando Provinciale dei Carabinieri, che ne ha curato la cerimonia militare. Al monumento ai caduti di Villa Bonfiglio ad Agrigento, nel rispetto delle misure di contenimento dal Covid-19 alla presenza di un ristretto numero di rappresentanti delle istituzioni, si è proceduto alla deposizione della corona e il prefetto ha dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Il prefetto ha quindi rivolto un messaggio alla cittadinanza e nel sottolineare l'importanza della ricorrenza in argomento e condividendo le riflessioni del Presidente della Repubblica Mattarella contenute nel messaggio ai prefetti, ha tenuto a salutare e ringraziare i presenti, in particolar modo i rappresentanti delle forze di polizia tutte, delle autorità sanitarie e delle altre istituzioni che in questo anno così difficile non hanno mancato di offrire il proprio contributo nella gestione di problematiche complesse di rilievo di questa nostra provincia. Un momento per stare insieme, onorare i nostri caduti e ricordare la Repubblica e festeggiarla, perché non è mai abbastanza quello che facciamo. Dobbiamo sempre avere chiaro il quadro che questi valori e queste conquiste ce le dobbiamo tenere, le dobbiamo difendere in tutti i modi. È anche un momento di rinascita. Ci dobbiamo credere tutti profondamente e quindi veramente buona festa della Repubblica a tutti. Ci sarà poi un momento di ulteriore riflessione al Palazzo del Governo anche con i ragazzi della Consulta e dell'Istituto Toscanini di Insomma, fa impressione ritornare di nuovo a vivere questi momenti. Però è bello,
direi che è veramente bello. Successivamente, presso il Palazzo del Governo, nel rispetto della sobrietà richiesta dalle attuali circostanze, si è svolto un momento d'incontro durante il quale ci si è soffermati nell'importanza della ricorrenza di quest'anno, che ha segnato una fase di speranza per il Paese e proiettato verso un percorso di ripresa al termine di un lungo e drammatico periodo segnato dall'emergenza sanitaria, con gravi costi sia in termini di vite umane che per la stabilità del sistema economico. 75 anni fa, il 2 giugno del 1946, i cittadini italiani con referendum hanno abbandonato la monarchia e hanno deciso per la Repubblica, un giorno importantissimo. Oggi è un giorno quindi della memoria, ma è anche un giorno di speranza. E si spera infatti che dopo questa pandemia, anche se ancora in corso, ma non con il peso di pochi mesi fa, si possa rinascere in tutti i sensi, principalmente dal punto di vista economico, affinché la nostra città, la nostra provincia, la nostra regione, la nostra Italia in generale possa riprendere la vita di prima. L'evento è stato arricchito da alcuni momenti di intrattenimento musicale seguiti dagli studenti dell'Istituto Toscanini di Ribera, dagli interventi del presidente e del vicepresidente della consulta studentesca di Agrigento, che hanno interpretato alcuni brani poetici sull'alto valore della Repubblica e sul significato dell'unità nazionale. Avrebbero fatto sesso davanti agli occhi di decine di passanti e viaggiatori in attesa di prendere l'autobus. Protagonisti un ragazzo di nazionalità nigeriana e una donna italiana. La squallida scena si è verificata nel terminal degli autobus di Piazzale Rosselli ad Agrigento. Qualcuno ha avvisato il centralino di emergenza del 112. Da lì a qualche momento la zona è stata raggiunta da una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Agrigento. I due sono stati identificati e adesso la loro posizione è al vaglio, rischiano la denuncia a piede libero per atti osceni in luogo pubblico. Razza torna in giunta regionale. Musumeci ha scelto di nuovo l'avvocato catanese come assessore regionale alla sanità nonostante l'accusa di aver falsificato i dati sulla pandemia. Il servizio di Lello Casesa. Ruggero Razza, con un blitz del presidente, rientra in giunta e spiazza gli alleati. L'assessore alla sanità si era dimesso qualche mese addietro nell'ambito di un'inchiesta scoppiata a livello nazionale per i dati Covid gonfiati. A sorpresa il governatore, senza alcun confronto con i partiti della sua maggioranza, lo ha voluto con forza e lo ha nominato nuovamente assessore alla sanità, delega che Musumeci aveva tenuto per sé. Ho toccato da vicino la qualità degli operatori della sanità siciliana, la loro abnegazione e l'impegno da tutti profuso nel corso di questi lunghi mesi di pandemia, ha dichiarato il presidente. Non mi hanno meravigliato gli appelli rivolti da molti operatori e rappresentanze sindacali, certamente non tacciabili di vicinanza con il nostro governo, che hanno chiesto di riprendere il percorso amministrativo avviato con l'assessore. Ho sempre pensato, dice ancora il governatore, che le indagini giudiziarie e le responsabilità politiche devono essere separate, nel pieno rispetto per il lavoro della magistratura e dei principi che regolano la nostra vita democratica. Per queste ragioni ho insistito con Ruggero Razza affinché potesse riprendere il ruolo che gli aveva assegnato nel novembre del 2017. Ho fiducia che questa scelta possa contribuire positivamente a concludere un percorso amministrativo avviato in questi anni con i risultati che tutti conoscono.
pesanti le reazioni politiche, come quella del presidente della commissione regionale antimafia Claudio Fava. C'erano e ci sono molteplici motivi di opportunità che avrebbero dovuto suggerire a Musumeci di non procedere a decidere il ritorno di Ruggero Razza alla guida dell'assessorato alla salute, ma su queste evidenti ragioni ha prevalso la volontà di piegare l'interesse della Sicilia alle esigenze politiche del presidente della regione. Il tutto dopo aver lasciato nei mesi più caldi della campagna vaccinale l'assessorato e la macchina regionale senza una guida. Ed anche i 5 Stelle attaccano pesantemente il governo, l'ennesimo atto di egoismo di Musumeci che mette in primo piano i propri interessi e quelli della sua ricandidatura davanti a quelli della salute pubblica e dei siciliani. Questo suo atto di arroganza conferma, ove ce ne fosse bisogno, che quando il presidente si muove fa solo danni, conclude il capogruppo Giovanni Di Caro e i deputati 5 Stelle della Commissione Sanità. Al via in Sicilia da oggi con le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid per chi ha tra i 16 e i 39 anni. Vediamo. Il momento tanto atteso è arrivato e forse quella luce in fondo al tunnel non è mai stata così vicina. Da oggi a potersi immunizzare contro il Covid il target più grande, quello che fremeva maggiormente, 16-39 anni. L'estensione della somministrazione al nuovo target, che comprende oltre 1.300.000 persone, è stata autorizzata nell'ambito della campagna nazionale di immunizzazione. Nell'isola alle 6:08 del 2 giugno risultavano già iniettate 2.624.299 dosi. Per questa nuova fase, l'ultima, saranno utilizzati i vaccini Pfizer e Moderna su base volontaria, anche AstraZeneca e il monodose. Anche in questo caso, per prenotare bisognerà seguire la procedura indicata nel form sul portale nazionale attivato da Poste Italiane e raggiungibile anche attraverso il sito web della Regione Siciliana. La campagna vaccinale, dichiara il commissario per l'emergenza a Palermo Renato Costa, assume proporzioni ancora più vaste e diventa di massa. Aspettavamo questo momento perché siamo convinti che coinciderà con una forte accelerazione delle immunizzazioni. C'è voglia di vaccinarsi, specie tra i più giovani, come abbiamo constatato in questi giorni, con la ventata di entusiasmo ed energia dei maturandi. Noi saremo qui 24 ore su 24 ad aspettare chiunque voglia contribuire a questo grande sforzo collettivo per uscire insieme dalla pandemia. A giugno si sbilancia il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, daremo la spallata al Covid, eppure il mese si apre con l'ennesima polemica. Nel giorno in cui riaprono in tutta Italia i ristoranti al chiuso, a pranzo e a cena, il Ministero della Salute precisa che sia in zona gialla che in zona bianca resta comunque il limite di massimo 4 persone al tavolo, salvo che gli occupanti siano tutti conviventi. Dunque niente tavolate tra amici, come invece avevano lasciato intendere le regioni nei giorni scorsi. È inaccettabile, attacca la FIPE Confcommercio, che non ci sia ancora una linea chiara sul numero dei commensali permessi ad ogni tavolo. Da giorni si susseguono interpretazioni mai smentite, salvo ricevere ora un'interpretazione del Ministero della Salute giuridicamente incomprensibile. Anche per la Coldiretti la misura rappresenta un ulteriore danno per un settore che ha già perso 41 miliardi nell'anno della pandemia, una questione che le regioni solleveranno nel prossimo incontro con il governo, quando torneranno alla carica anche con le vaccinazioni per i turisti, nonostante l'esecutivo abbia più volte ribadito, sia con lo stesso Figliuolo sia con il ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini, che quest'ultima è un'ipotesi che non esiste. Si prosegue dunque con il cronoprogramma annunciato dal commissario nei giorni scorsi e ribadito anche adesso. Da questo 3 via alla campagna di massa da 12 anni in su, con l'apertura di altri 800 punti vaccinali che porteranno il totale a quasi 3.500 in tutta Italia. Saranno in ultimo i pediatri, il canale privilegiato per le iniezioni ai 12-15 anni. Sentenze di assoluzione in Corte d'Appello a Palermo nell'ambito dell'inchiesta su una presunta truffa al Servizio Sanitario Nazionale che ha provocato il 18 febbraio 2013 il sequestro ad opera dei Carabinieri del NAS, il nucleo antisossificazioni, di una farmacia e di una parafarmacia a Porto Empedocle e di un'altra parafarmacia ad Agrigento. Secondo i capi di imputazione,
Le parafarmacie sarebbero state trasformate in farmacie vendendo farmaci senza fustelli o con ricette in bianco firmate dai medici compiacenti. Sono stati assolti perché il fatto non sussiste il farmacista Mario Terrana, 67 anni, di Porto Empedocle, e i medici Andrea Savatteri, 70 anni, di Porto Empedocle, e Carmelo Amato, 69 anni, di Agrigento. I 3 in primo grado sono stati condannati ed altri 6 imputati tra medici e farmacisti sono stati già assolti dal Tribunale di Agrigento in primo grado. 3 sindaci agrigentini aderiscono a Forza Italia. Lello Casesa. Cresce in Sicilia il partito degli azzurri con l'adesione di 3 sindaci dell'Agrigentino ad un presidente del Consiglio comunale. Un'adesione che va in controtendenza rispetto a quanto accade a livello nazionale con l'abbandono di diversi deputati e senatori azzurri verso la nuova formazione guidata da Toti e Brugnaro, chiamata Coraggio Italia. Si tratta in particolare di Silvio Cuffaro, sindaco di Raffadali, proiettato verso la candidatura a presidente dell'ente provincia, Giuseppe Galanti, prima cittadino di Licate, e Dario Giglio, sindaco di Camastra. A loro si aggiunge Vincenzo Costa, attuale presidente del Consiglio comunale di Ribera. 4 pezzi da 90, dunque, ingrossano il partito di Forza Italia in provincia di Agrigento e il presidente dell'Arse Gianfranco Miccichè benedice il patto nella sua residenza a Cefalù. Regista dell'operazione il deputato Riccardo Gallo, vice coordinatore in Sicilia, che insieme allo Stato Maggiore del Partito Azzurro ha accompagnato la delegazione dei sindaci ed amministratori nella villa del commissario regionale Miccichè. Presenti all'incontro l'assessore alla funzione pubblica Marco Zambuto, Riccardo Savona, presidente della Commissione Bilancio, e l'onorevole Riccardo Gallo, che ha sottolineato l'importanza di queste adesioni in un particolare momento politico e lo stato di ottima salute del partito di Forza Italia in Sicilia. Anche l'onorevole Margherita Larrocca Ruvolo ha espresso soddisfazione per l'adesione dei nuovi amministratori che rappresentano un valore aggiunto al territorio e a Forza Italia in particolare. L'adesione a Forza Italia, sottolinea l'assessore Zambuto, testimonia l'entusiasmo nella provincia agrigentina e rafforza ulteriormente il collegamento con gli enti locali, con i sindaci e con gli amministratori al servizio della comunità siciliana. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. La Regione ha assegnato un contributo straordinario di 1 milione di euro per i siti UNESCO della Sicilia al fine di compensare i minori introiti determinati dalla chiusura al pubblico dei luoghi della cultura durante il 2020 a causa della pandemia. Le risorse previste dalla finanziaria regionale 2021 sono state attribuite in rapporto alle presenze registrate da ogni singolo sito durante il 2019, ultimo anno in cui si è svolta attività di regolare fruizione turistica. In particolare al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento sono stati assegnati 32.000 euro per interventi relativi al Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo, 324.000 euro per l'area archeologica della Valle dei Templi, al FAI Fondo Ambiente Italiano 23.000 euro per il giardino della Colimbetra. Ed il Parco della Valle dei Templi oggi presenta i suoi prodotti ed il progetto Diodoros che dà loro il marchio. Arturo Cantella. Presentati oggi presso Casa Barbadoro nella Valle dei Templi di Agrigento la linea dei prodotti coltivati nell'area archeologica a marchio Diodoros: olio, vino, capperi, mandorle, miele, marmellate, grani antichi e succhi. Il progetto Diodoros in realtà nasce 15 anni fa e nasce dalla collaborazione del parco archeologico con i privati. Abbiamo iniziato su che cosa? Sul recupero di alcune aree demaniali assegnate al parco archeologico, e da lì è nato il progetto Diodoros, che altro non è che il racconto di una storia, che è quello che vorremmo venisse fuori, il racconto di una storia che è lunga 2600 anni in realtà e che riguarda questo territorio, che non è solo archeologico, ma devo dire che dall'istituzione della legge stessa è un territorio che è archeologico ma anche paesaggistico. Da lì abbiamo iniziato a lavorare, nel 2017 abbiamo avuto il premio per il paesaggio per le politiche che abbiamo messo in campo, quindi il recupero di un'area e alla fine che cosa? Un prodotto che esce fuori da questi terreni, un prodotto che è nato all'inizio con il vino e l'olio,
con il miele, che ha visto anche per quanto riguarda il miele l'inserimento anche di particolari persone disagiate nel mondo sociale, e quindi hanno avuto la possibilità di avere una lavorazione in questo senso. E oggi abbiamo i nuovi prodotti che vanno dallo zafferano alle marmellate, ai succhi di fichi d'India, di arance, sino ad arrivare poi alle creme di pistacchio, alle creme di mandorle della valle, lenticchie e anche aromi come il rosmarino e l'origano. Quindi è il racconto di una storia. Oggi presentiamo questo, abbiamo lavorato, abbiamo affidato uno studio di progettazione, tutta la parte grafica delle etichette, delle brochure, e siamo qua a Casa Barbadoro, che diventerà la casa dove si racconterà questa storia e si parlerà di paesaggio. Il lavoro di Coop Culture per il progetto Diodoros nasce già lo scorso anno con il progetto Diodoros Food Experience, ed è un progetto che vedeva dei video in lingua inglese e italiano per portare i prodotti Diodoros all'estero. Abbiamo continuato nel corso di quest'anno anche con degli incontri per gli istituti di cultura italiani all'estero, con le presentazioni dell'intero parco archeologico, quindi nella sua componente paesaggistica e archeologica, e quindi con la presentazione anche del progetto Diodoros, tant'è che hanno avuto grandissimo successo in Cina, in Giappone e anche in altri paesi all'estero. Quest'anno lavoreremo sulle esperienze, quindi delle esperienze da fare in valle arricchite dai prodotti Diodoros. Saranno visite guidate, perché sono la nostra caratteristica, e quindi faremo delle visite guidate che si completeranno con una piccola degustazione qui a Casa Barbadoro di prodotti Diodoros. Apriremo straordinariamente Villa Romana a Realmonte, anche lì con un progetto misto di didattica e degustazione di un calice di vino Diodoros, e poi continueremo con degli eventi stagionali, pensiamo 3 quest'anno, legati alla raccolta di alcuni dei prodotti Diodoros che verranno scelti insieme alla direzione, perché insomma lavoriamo sempre in grande accordo e armonia con la direzione del parco. Ormai è un progetto che è partito circa 10 anni fa, questo del Diodoros. Come sapete è un marchio dell'ente parco, e abbiamo sposato un'ipotesi che ci aveva sottoposto il vecchio direttore, l'ex direttore del parco Parello, di gestire un piccolo vigneto vicino al tempio alla rotonda di Giunone, e quindi per farne un progetto di valorizzazione, di comunicazione, ma anche produttivo, non soltanto un'immagine. E adesso è diventato un progetto produttivo che dà valore a un territorio e riempie di contenuti quelle che sono le aspettative che si ha di un parco archeologico, che non è soltanto bellezza archeologica, ma anche valore della qualità dei prodotti. Infatti assieme al vino ci sono l'olio, le mandorle, tutti i prodotti dell'eccellenza agrigentina che si ritrovano all'interno del parco archeologico. La nostra azienda Valparadiso si occupa dell'olio nell'ambito del progetto Diodoros. Ci occupiamo della coltivazione degli ulivi nella Valle dei Templi, la raccolta delle olive, la spremitura, e abbiamo anche in esclusiva la commercializzazione del prodotto Diodoros. È tutte attività che facciamo in partnership con l'ente parco, e quest'anno in modo particolare un anno un'ottima annata, perché abbiamo avuto dei importanti riconoscimenti. Il primo è che Slow Food Italia ha riconosciuto Presidio Slow Food l'olio della Valle dei Templi. Il neopresidente della Confcommercio Agrigento, Giuseppe Caruana, interviene nel merito del rilancio dell'attività economica a fronte dell'attenuarsi della pandemia Covid. Vediamo. La Confcommercio di Agrigento guarda al ritorno alla vita economica con molta positività. Il neopresidente provinciale della Confederazione Agrigentina, Giuseppe Caruana, vede così l'immediato futuro con fiducia, dovuta anche al calendario delle riaperture e alla percezione che l'incubo pandemia stia finalmente finendo. I segnali ci sono, dice, a cominciare dalla ricettività turistica, che vede dei buoni dati di prenotazione. I nostri obiettivi sono quelli di dare il massimo per i nostri associati e dare loro l'assistenza necessaria, soprattutto in questo periodo di post-pandemia. La prospettiva di ripartenza è interessante, ci sono dei dati che continuano ad arrivare che sono
certamente positivi, a cominciare da quelli che riguardano l'aspetto della ricettività turistica. Ci sono segnali interessanti che guardano le imminenti vacanze estive con dei buoni dati in termini di prenotazione. E questo non fa altro che fare un po' anche, come dire, guardare in prospettiva qualcosa di importante. Gli obiettivi della nostra associazione, come sempre, sono quelli di dare il massimo per i nostri associati. Le attività commerciali tutte, ogni singola saracinesca alzata ed ogni luce accesa all'interno delle nostre attività è un presidio sociale ed è un presidio di sicurezza. Ho partecipato alla prima giunta regionale nella quale proprio uno degli argomenti trattati è stato quello del fondo di 250 milioni messo a disposizione appunto del commercio, possibilità di essere fruito da tutti coloro che fanno attività di impresa. Il fondo sarà gestito interamente dall'IRFIS, con cui Confcommercio ha una convenzione attiva e quindi, come dire, una corsia preferenziale per poter raggiungere presto e meglio e magari con meno burocrazia possibile l'obiettivo di una emissione di liquidità nella propria azienda, sia di una parte del fondo perduto che è previsto, sia dall'altro con tassi molto interessanti, anzi pari allo zero in alcuni casi. Massima fiducia nel poter dire loro che noi saremo accanto a loro per supportarli, e la ripresa, che ormai sembra essere più vicina di qualche tempo fa, sicuramente aiuterà anche ad ognuno di noi a rapportarci in maniera migliore per il prossimo futuro. I carabinieri e la guardia costiera hanno trovato nel porto di Sciacca, a bordo di un furgone frigo di proprietà di una pescheria di Mazzara del Vallo, 20 esemplari di tonno rosso per complessivi 750 kg. All'atto dell'accertamento il conducente del furgone non è stato in grado di fornire ai militari alcun tipo di documentazione attestante la tracciabilità del prodotto ittico, né di giustificare il permesso di pesca per gli esemplari in suo possesso. Al trasgressore è stata quindi inflitta una multa di 2.666 euro e il prodotto ittico del valore commerciale di circa 7.500 euro è stato sequestrato e sarà distrutto con oneri a carico della stessa pescheria, perché dichiarato non idoneo al consumo umano da parte dell'autorità sanitaria competente. La sala degli esami della motorizzazione di Agrigento è stata intitolata a Rino Combo. Vediamo. La sala degli esami della motorizzazione civile di Agrigento è stata intitolata recentemente all'ingegner Rino Combo, il funzionario direttivo che lo scorso anno inaspettatamente è venuto a mancare. Presenti alla scopertura della targa che recita "Sala esami ingegner Rino Combo, il suo esempio rende più cara e venerata la tua memoria", i due figli, la moglie e i genitori anziani. Ma oltre alla famiglia del compianto Rino Combo alla motorizzazione di Agrigento c'erano anche decine di persone che lo conoscevano bene e con il quale ci avevano lavorato. Il direttore della motorizzazione Carmelo Vella, con momenti di commozione, ha voluto ricordare la valenza del funzionario direttivo. Ma Rino Combo, oltre che essere dipendente della motorizzazione, era anche un ufficiale della Croce Rossa, accreditato e apprezzato. Presente, infatti, era anche il presidente provinciale della Croce Rossa, Angelo Vita. Rino Combo, ha detto il direttore Carmelo Vella durante il suo intervento, è possibile annoverarlo tra i pionieri dell'istituzione e l'organizzazione di questi uffici. Grazie al suo modo di essere riusciva sempre a risolvere anche quelle problematiche che sembravano essere questioni impossibili. Era una persona di animo nobile, continua il direttore, sempre disponibile e pieno di iniziative. Abbiamo deciso così che il luogo più idoneo per apporre la targa in un suo ricordo sia la nostra sala di esami, dove tanti giovani giornalmente devono venire da tutta la provincia. In questo modo proprio i giovani potranno sapere di una persona importante per i nostri uffici, un uomo di assoluta correttezza e serietà. Con lui, conclude il direttore Vella, è andato via un pezzo della nostra storia e posso affermare con assoluta certezza e sincerità che i nostri servizi sono di livello anche e soprattutto grazie al suo costante impegno e alla sua abnegazione. Riusciva a dirimere qualsiasi problema o di arriba c'era tra colleghi, le cose.
anche a livello regionale era molto sentito, perché io mi ricordo che se c'era un problema di carattere amministrativo lui o si alzava dalla sedia, si prendeva la macchina e se ne andava nei luoghi dove il problema sussisteva e quindi lo andava a risolvere. Rino Cumbo, tra i suoi molteplici impegni, era anche un attivo sindacalista appartenente all'UGL. Ero molto amico di Rino Cumbo, ha detto il presidente provinciale della Croce Rossa Angelo Vita, e posso affermare che il suo altruismo era qualcosa di encomiabile. Da ufficiale della Croce Rossa è stato sempre presente, ha lavorato alacremente su tutto il nostro territorio e sacrificando spesso il tempo alla sua famiglia e al poco tempo libero che aveva. L'iniziativa di intitolare la sala di esami a Rino Cumbo è qualcosa di giusto che porterà a ricordare sempre una persona speciale nel corso della propria esistenza e ha voluto dedicare moltissimo al prossimo. Il sentimento di tutti voi, Maria, i figli, i genitori, tutti quanti i parenti, dovete sapere che veramente Rino era splendido, unico. Questo è un bellissimo gesto che mi complimento con l'architetto Carmelo, il direttore della motorizzazione, e l'affetto che tutti i colleghi della motorizzazione, ma non soltanto della motorizzazione di Agrigento. In occasione della giornata del 2 giugno, festa della Repubblica, la dirigente scolastica Laura Sanfilippo dell'Istituto Comprensivo Statale a indirizzo musicale Giuseppe Tomasi di Lampedusa di Palma di Montechiaro ha voluto lanciare questo video promozionale La vita è bella. Ha voluto lanciare questo video musicale con un messaggio: la vita è bella. Un messaggio di speranza, di libertà, interpretando un sentimento condiviso, il desiderio di una ripartenza positiva. Il video mette in mostra la bellezza architettonica e paesaggistica di Palma di Montechiaro e dei suoi studenti musicisti e vuol far riflettere con la frase «La vita è bella». Possono quindi le generazioni future liberarla da ogni male, oppressione e violenza e goderla in tutto il suo splendore. Graziano Mossuto, il regista e compositore polistrumentista, vuol fare apprezzare insieme ai colleghi musicisti e ai giovani studenti che vi collaborano della scuola Tommasi di Lampedusa quanto sia preziosa e bella la vita, la cui libertà è da apprezzare e da difendere giorno dopo giorno. Per la preside Sanfilippo afferma come la libertà di pensiero, di stampa, di espressione e di stricto sensu non è scontata, che non può essere perduta, è stata conquistata con sacrificio e grande dolore. Smile without the reason why. Love as if you were a child. Smile, no matter what I tell you. Don't listen to a word I say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal web of tears. Light that slowly disappears. Your long-awaited prize.
that way. That way. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.